levati da vecchi qua, e io sto parlando per formetto e con la farina. Non si sacca. Il frumento era portato al mulino, ancora azionato dall'acqua della rosta, dove veniva macinato in maniera integrale, senza separare la farina dalla crusca. Rari erano i casi in cui il contadino si fidava di lasciare il prezioso carico nelle mani del muner, perché proverbiale era la sua diffidenza, come altrettanto risaputa la fama che aleggiava intorno a mercanti e mugnai. Dall'astuzia del munaro non gh'è nessun riparo, e l'ultimo a morir de fan l'è il muner, si diceva. E così eccezionalmente qualche nipotino ne approfittava e il cariol diventava una carrozzella. A proteggere il lavoro del mugnaio c'era Santa Caterina d'Alessandria e la ruota del suo martirio, ruota che fa girare il mulino. Te dai su? Sì, sì. Lei già meno paglia adesso, ma non la vede. Ed ecco finalmente che nelle case si poteva fare il sospirato pane. Allora, gli ingredienti per fare il pan è la farina, il strutto, il sale e il lievito di birra, insieme naturalmente all'acqua. Taconda pesare la farina.
Dopo aggiungiamo il sale, il lievito, estrutto, e l'acqua. Tappiamo a mischiare e dopo lavoriamo sul bacco. Adesso devo formare una bella pagnotta, la mettiamo a riposarsi per una oretta e dopo che do la forma che desideriamo noi. Ecco, adesso che il pane è quasi lievita del tutto, si porta direttamente al forno dove che darà la forma e si cuocerà.